Riprendiamo la linea dalla cucina. Claudio ovviamente ci ha raggiunto con tutti i suoi ospiti, qualcuno si è anche aggiunto. Claudio, voi avete parlato giustamente del pomodoro in campo, delle politiche, noi intanto, poi qualcosa già vi abbiamo anticipato, abbiamo visto il pomodoro alla fine in cucina sul piatto, quanto sia importante, quanto sia versatile. Sono esterrefatto nel vedere questi colori in tavola, dove ovviamente il rosso è dominante del pomodoro. Dicevi tu, ci ha raggiunto Fabio Del Miglio, direttore di stabilimento, abbiamo parlato anche di industria, dei problemi dell'industria e quello che avviene anche nell'innovazione, no? Quindi l'innovazione all'interno degli stabilimenti è fondamentale per avere sempre un prodotto più di qualità e anche diversificato, no? Sì, la Greci negli ultimi 3 anni ha portato avanti un progetto di sviluppo e di crescita e di innovazione principalmente basato su 3 filiere. La prima, la riduzione delle emissioni in atmosfera. Ricordiamoci che gli stabilimenti del pomodoro dei prossimi 10 anni avranno come obiettivo l'abbattimento importante di CO2. Il secondo è quello di applicare a una matrice semplice, come quella del pomodoro, delle tecnologie nuove, e noi abbiamo iniziato una decina di anni fa un processo di sviluppo di un'asciugatura in continuo che porta a produzione di derivati che sono molto versatili sul mondo della grande ristorazione e che nel prossimo triennio entreranno anche nel mercato della GDO. E la terza diciamo, area di sviluppo è sostanzialmente quella delle customizzazioni dei prodotti industriali. Come diceva prima il collega Tedeschi, siamo sempre di più nella direzione di andare a customizzare, a tailorizzare quelle che sono le ricette dei grandi clienti produttori di pizze surgelate principalmente. Cioè costruire su misura un prodotto per il cliente finale. Ecco, invece a noi Carlo li ha fatti direttamente, sì, proprio con le basi. Allora, giustamente i riferimenti erano alla pizza, poi tu hai detto tanto rosso pomodoro, qui però a proposito di innovazione c'è anche tanto giallo pomodoro, a dire la verità. Alcuni piatti li abbiamo già preparati, li abbiamo già spiegati, altri invece ci sono da raccontare. Da che cosa vogliamo cominciare? Allora, intanto questo è un piccolo esempio di lavorazione di referenza a base pomodoro con queste 5 referenze, quindi un pelato triturato, il nostro dolce miglio, i 2 pomodori asciugati al forno giallo e rosso, la passata gialla e la passata rossa. Si possono preparare innumerevoli ricette di pizza, antipasti, primi, accompagnamenti di secondi, quindi il pomodoro è uno dei cardini della cucina italiana, quindi qua abbiamo semplicemente preparato qualche ricettina storica e altre un pochino innovative. Un flan al pomodoro con una vellutata, una zuppa, chiamiamola proprio così, di pomodoro, parmigiano reggiano e basilico. Poi abbiamo fatto una pizza, l'abbiamo dedicata alla Sicilia, quindi con pomodoro giallo, pomodori asciugati al forno rossi, olive in olio extravergine e foglie di cappero di Pantelleria. Un semplicissimo crostino alla caprese, quindi abbiamo utilizzato il nostro pomodorino a cubetti asciugato al forno, quindi è un prodotto che rimane asciutto, che non fa sineresi, quindi anche per chi prepara buffet prima è un prodotto che aiuta me e i miei colleghi ad avere un prodotto che rimane bello nel tempo anche con temperature elevate. Qui c'è la pappa al pomodoro che abbiamo preparato prima, le pizze ormai... Prima ci hai preparato la vegetariana che è bellissima, Sono poi abbiamo tutte una classica. vegetariane alla Sì, in fine, realtà sì, perché- esatto, quella là è vegana addirittura, potremmo Quella là è forse, vegana. esatto, Esatto. spingerci, e invece la classica margherita lì è vegetariano. Esatto, poi potremmo stare qui un mese a fare ricette col pomodoro, quindi... Sì, anche perché poi se cominciamo ad utilizzare tutte le referenze, perché in realtà poi per ogni piatto c'è il suo Ah pomodoro, sì sì, e certo, quindi certo. insomma... Cosa sarebbe la cucina senza pomodoro, ma anche senza mozzarella, dico io, perché poi la mozzarella trascina la pizza e quindi il pomodoro, In no? questo O caso anche senza viceversa, basilico, e perché senza l'abbiamo basilico. messo. C'è una grandissima attenzione da parte loro, però nelle preparazioni, nelle ricettazioni, anche a quelli che sono dei prodotti tipici, particolari, a marchio, regionali, quindi anche nella trasformazione, però grande attenzione alla qualità anche su questo fronte.
qualità che poi dicevamo viene dal campo, in campo come anche nell'industria però sempre di più viene a mancare quella che è la forza lavoro, no? Che è fondamentale anche perché le aziende programmano la produzione in base anche alla disponibilità di chi poi deve operare. È un problema molto sentito anche nell'industria? Assolutamente sì, penso che la discriminante tra chi farà impresa e chi non farà impresa nei prossimi 10 anni sarà la disponibilità di manodopera, diretta o indiretta, e questo è un serio problema per industrie di trasformazione tipo la nostra. Vi do un paio di numeri, diciamo negli ultimi 20 anni si è dimezzata l'offerta di personale stagionale per la campagna di trasformazione, e questo è un dato allarmante per industrie e per l'intero settore. Beh, insomma, io direi che allora il pomodoro fa parte della nostra storia, però mi sembra di capire che abbia ancora un grande futuro anche per il mondo dell'innovazione e della trasformazione. Ovviamente questo mi sembra scontato, anche perché è una voce molto importante del nostro PIL, del PIL nazionale. Claudio, che che è dici? trasversale, Che è in trasversale. tutta la penisola. Assolutamente sì. Che dici? Ci salutiamo? Ci salutiamo. Su colori del pomodoro? Sui colori e anche, insomma, finché sono ancora calde. Perché Ah, poi... beh, vabbè, ho capito. Allora il tuo è un interesse personale, vabbè, d'accordo, noi eravamo già in cucina da prima, però non ci siamo messi avanti, come si dice, siamo stati molto bravi, molto corretti. Allora, a questo punto che dire? Grazie ovviamente a tutti i nostri ospiti che ci hanno accompagnato, grazie a voi che ci avete seguito, in sovraimpressione come sempre tutti i nostri riferimenti, siti web, canali social per vedere e rivedere la nostra puntata. Grazie quindi a tutti voi e arrivederci alla settimana prossima. Arrivederci. In collaborazione con